Bentornati in studio, rimaniamo sul tema della discarica Carfluff a Sorgà. Dicono la loro e prendono una posizione netta anche i giovani di Confagricoltura Verona. Vediamo proprio dal sito pubblicato, dalla notizia pubblicata sul sito daily.verona. Eccolo qui, Pier Giovanni Ferrarese, il presidente dei giovani di Confagricoltura Verona, che ribadisce la netta contrarietà all'apertura del sito di stoccaggio in località De Morta, in comune di Sorgà appunto. E allora sentiamo il perché direttamente dall'interessato e abbiamo in collegamento, diamo il benvenuto al presidente Ferrarese. Benvenuto. Buon pomeriggio a tutti voi e grazie dell'opportunità ad essere presenti con voi. Netta contrarietà, ribadiamo i motivi di questa posizione molto decisa da parte vostra. La nostra è una netta contrarietà a quello che oramai, non uso mezzi termini, definiamo uno scempio, un potenziale scempio di oltre 40 ettari di terreno agricolo della pianura veronese. Un progetto che va contro tutto il lavoro fatto negli ultimi 15 anni dai giovani di Confagricoltura, da Confagricoltura e dalle amministrazioni con cui collaboriamo per la valorizzazione di una zona, quella della pianura veronese, che verrebbe ad essere fortemente attaccata dalla potenziale apertura di questo sito. Un sito che, ricordiamo, andrebbe ad accogliere parecchie tonnellate di Carfluff, ossia l'inerte plastico che rimane dalla demolizione delle autovetture. Un prodotto sul quale non sappiamo ancora quale sarà il futuro utilizzo. Ciò che è certo è l'apertura, la possibile apertura di un sito in cui questo materiale verrebbe stoccato. Non ci ha convinto, e questo abbiamo ribadito in corso dell'audizione avuta in Regione negli scorsi giorni, non ci ha convinto quello che è il progetto e quelle che sono state le risposte della proprietà alle perplessità appunto sollevate anche dai giovani di Confagricoltura, prima tra tutte il possibile inquinamento della falda acquifera, falda che dà acqua oltre che alle abitazioni della zona, anche alle molte aziende agricole presenti in un territorio che ricordiamo avere una vocazione fortemente agricola da oltre 300 anni. Ci sono infatti testimonianze della coltivazione del riso, giusto per fare un esempio, quello che oggi è un importante IGP veronese, già 300 anni fa. Ma non dimentichiamo anche gli importanti allevamenti zootecnici presenti sul territorio che verrebbero ad avere da questa possibile apertura effetti drammatici. Quindi non si tratta solo di mettere a rischio una coltura importantissima come quella del riso, tra l'altro significativa per questo territorio con, ha ricordato lei, il riconoscimento IGP, ma un'intera filiera che coinvolge gli ortaggi, i cereali, l'allevamento di bovini, avicoli e suini, insomma davvero un gran bel problema. Un problema che verrà affrontato, l'abbiamo ricordato poco fa con l'assessore del comune di Sorgà, il 26 febbraio al Palariso di Isola della Scala con un grande evento intitolato Discarica Carfluff, la voce critica del territorio. Un progetto che immagino sosteniate idealmente, siete vicini ai promotori e alle amministrazioni comunali che lo promuovono. Noi fino dal primo giorno in cui l'amministrazione di Sorgà ci contattò, oramai sono passati, penso di poter dire, quasi 2 anni, abbiamo voluto appoggiare questa, iniziativa di tutela appunto della pianura veronese e quindi di contrasto voglio ricordare fattivo, costruttivo. Noi non diciamo no sulla base di un no, appunto, così come ha detto lei prima, semplicemente fermo. Diciamo no sulla base di elementi che abbiamo potuto esaminare e di prove che abbiamo anche presentato appunto alla Commissione Via della Regione Veneto a sostegno di questa nostra tesi. Non dimentichiamo infatti che siti come quello che si vorrebbero aprire a Sorgà sono già presenti sul territorio nazionale e sono siti che hanno lasciato sia durante l'operatività ma soprattutto mi sia permesso ricordare dopo l'operatività delle eredità pesanti, eredità che non vogliamo sul territorio della pianura veronese.
Assolutamente. Insomma, si stanno mobilitando comitati, amministrazioni comunali, ci sarà ovviamente una. Qui vediamo per esempio uno dei cartelli che sono stati appesi lungo la strada, no alla discarica, ci sarà una netta opposizione chiaramente. E da parte della regione voi avete avuto anche un incontro, che tipo di sensazioni avete? C'è un interesse effettivo nel cercare di risolvere la situazione o ormai si è incanalata questa strada a livello anche burocratico e quindi nonostante le proteste sarà tracciata? Ecco, che sensazione avete voi in questo momento? Allora, in questa sede penso di poter dire, e con piacere affermo, che va dato atto sia alla maggioranza che alla minoranza che oggi in Regione Veneto abbiamo avuto ampia possibilità di dialogo e ampia possibilità di affrontare la tematica. Ricordo infatti che abbiamo accolto nel comune di Sorgà varie personalità politiche regionali, oltre che provinciali ed alcune anche in rappresentanza della politica nazionale. La macchina amministrativa sta facendo diciamo, sta svolgendo le sue tappe e oggi siamo usciti da una commissione di inchiesta pubblica, in commissione VIA appunto, dove ci è stata data occasione di sollevare ancora, diciamo, le nostre perplessità, mettendo così poi in contraddittorio noi con la proprietà. Non mi sento in questa sede di poter affermare che abbiamo vinto Certo. o abbiamo perso questa battaglia. Mi sento di dire che la battaglia sta andando avanti, il 26 sarà un'occasione importante per, uso un termine magari non tecnico, ma raccontare anche alla cittadinanza, perché poi dobbiamo ricordare che l'impianto non avrà solo effetti, potenziali effetti su un tessuto socio-economico agricolo, ma anche su tutta la cittadinanza dei paesi interessati. Immaginiamo questi oltre 30 camion al giorno che dovranno passare, avranno effetti appunto sull'intera cittadinanza. Quindi lo scopo del 26 febbraio al Palariso di Isola è proprio quello di aggiornare la cittadinanza delle amministrazioni coinvolte, che sono davvero molte, su quello che è l'iter, come ha definito lei, burocratico di questa vicenda. Abbiamo invitato, e colgo l'occasione per ringraziarvi anche a voi dell'attenzione che avete voluto darci e che avete voluto dare al tema. Oltre ai media abbiamo invitato anche in questa sede la rappresentanza politica, quindi vedremo un po', per rispondere in maniera provocatoria, chi sarà presente al nostro fianco in quella giornata e dopo quella giornata potrò rispondere alla tua domanda. Grazie allora Presidente Ferrarese, anche per l'impegno insomma nei confronti delle amministrazioni, dei cittadini di quei territori e soprattutto degli agricoltori che si vedono veramente eh, sono preoccupati di una potenziale ricaduta negativa sulle proprie colture e diciamo sui propri allevamenti. Grazie per essere stato con noi e le auguro insomma un buon proseguimento di serata. Grazie e buona serata a lei e a tutti i suoi telespettatori. Grazie. Noi andiamo avanti, ancora un po' di musica e poi torniamo per l'ultimo ospite di giornata.